Firmato oggi a Venezia, nella sede della Regione a Palazzo Balbi, l'accordo di cessione per i terreni del nuovo polo ospedaliero di Padova. Sono passati 22 anni da quando l'opera era stata concepita. A firmare il governatore del Veneto Luca Zaia, il sindaco Sergio Giordani, il rettore Rosario Rizzuto, il direttore dell'azienda ospedaliera Flor e il presidente della provincia Soranzo. 514.000 metri quadri di terreni comunali a San Lazzaro, dove ora la regione potrà collocare il nuovo presidio all'avanguardia della sanità padovana. Il costo dell'opera sarà di circa 600 milioni e per vederla completata ci vorranno circa 10 anni. In via Giustiniani rimarranno le strutture più efficienti dell'ospedale, mentre le altre verranno spostate nel nuovo polo. Sfisce Marciani News, Padova.